Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vi mostrerò subito tra qualche istante una partita molto bella giocata in questi giorni al campionato europeo individuale. All'interno di questa competizione internazionale è presente una folta rappresentativa italiana, tra di loro il giovane maestro internazionale Alberto Barpo, protagonista di questa partita. Il suo avversario è un tedesco, un maestro FIDE di nome Gerhard Lorschelt. Vediamo un po' com'è andata. Alberto Barpo gioca da nero e il suo avversario ha iniziato la sua partita con D4, quindi D4, cavallo F6 e cavallo F3. Molti sostengono che cavallo F3 sia una mossa un po' più precisa rispetto a C4. Vediamo un po' quale potrebbe essere l'idea. Se il bianco iniziasse la sua partita con C4 è sempre soggetto ad alcuni possibili gambetti, tra cui E5, gambetto di Budapest, e C5, tentativo del gambetto bianco, cosa che con questa cavallo F3 immediata il giocatore esperto a volte cerca di ridurre le possibilità dell'avversario. Immaginate che voi già sapete che il vostro avversario è un giocatore del gambetto di Budapest, bene, alla seconda mossa gli giocate cavallo F3 e chiaramente gli create un minimo margine di difficoltà. Qual è lo stile di Alberto Barpo? Alberto Barpo è un giocatore molto tattico, si è distinto l'anno scorso al campionato italiano a squadre per il suo spettacolare 7 su 7, che è qualcosa di incredibile. Non ricordo altri giocatori che in una competizione a squadre sono riusciti a realizzare il 100% dei punti. Dunque la partita è iniziata così: seconda mossa cavallo F3, D5 per il nero e a questo punto alfiere F4. Alfiere F4 cerca di creare uno sviluppo abbastanza solido. Quindi il bianco vuole giocare E3, vuole giocare C3, cavallo D2, alfiere D3, arrocco. Dopo aver svolto questo suo compito, quindi le tipiche mosse del sistema di Londra, cercherà con calma di rompere al centro e quindi aggredire il centro avversario con la spinta in E4. Quindi chiaramente per farlo gli servirà un cavallo in D2, l'alfiere in D3 e poi si continua. Qual è il modo per rendere questi piani un po' più difficili? C5. Di fatto C5 è la mossa della partita e anche la mossa principale trattata in questa apertura. Dopo C5 la scelta del bianco può essere una scelta molto solida, quindi cercare di sostenere il suo forte pedone centrale con E3 oppure con C3, oppure una scelta minore. Per una scelta minore intendo che è una di quelle mosse che sono state giocate sempre molto poco nella storia, che è la cattura in C5. Scelta molto importante e anche molto strana, perché è vero che cattura in C5, questo pedone sappiamo che il nero lo può recuperare facilmente, ad esempio con donna scacco per poi riprendere, potrebbe cercare di fare un tentativo per recuperarlo subito con E6 per poi giocare alfiere C5, ma la scelta impegnativa del bianco di fatto è cedere totalmente il centro, perché pedone D4, l'unica presenza bianca lì al centro l'abbiamo tolta, per cercare di mantenere il nostro pedone di vantaggio. E6 la scelta di Alberto Barpo. L'idea è chiaramente catturare rapidamente il C5. E3 per il bianco e a questo punto alfiere per C5. Per come ha giocato il bianco le sue prime mosse, mi permetto di dire che non è che abbia fatto qualcosa di eccezionale. Aveva un pedone centrale e l'ha tolto, quindi la sua scelta secondo me è una scelta un po' controproducente per lo sviluppo dei pezzi bianchi, anche perché non è riuscita a mantenere il suo pedone di vantaggio e lo sviluppo del nero sembra abbastanza agevole. Questo alfiere in C5 è abbastanza forte, in futuro darà fastidio anche al re bianco. Cavallo C6, mossa di sviluppo. Tendenzialmente questa mossa, questo sviluppo di cavallo prima di arroccare aiuta il nero a non subire un tentativo di occupazione della casa centrale con cavallo in E5. La partita continua, arrocco corto per il nero e a questo punto C4 per il bianco. L'intenzione del bianco adesso direi che si è scoperta, quindi il bianco ha scoperto le sue carte e magari la sua idea era giocare in questo modo per creare un pedone isolato al nero. Come può il nero evitare questo pedone isolato? Catturando, però se il bianco riprende, come vedete questa è una posizione abbastanza simmetrica per la struttura pedonale che si è ottenuta. Esattamente entrambi abbiamo due gruppi di pedoni su due lati della scacchiera totalmente uguali, anche lo sviluppo dei pezzi è molto simile, qui c'è poco
da fare per il nero per provare a ottenere un vantaggio. L'alternativa potrebbe essere la spinta, scelta molto impegnativa, perché è vero che il mio avversario può catturare e quindi la struttura pedonale chiaramente è cambiata, e probabilmente anche questa posizione raggiunta non è che non sia il massimo per il nero, però è una posizione dove il nero sicuramente sta un po' meglio. La presenza di un pezzo leggero in D4 fa sì che il nero qui stia meglio. Il bianco, se gioca in questo modo, è perché cerca delle semplificazioni, magari prima o poi cercherà di giocare dopo una mossa spontanea come cavallo C3, cercherà di giocare qualcosa con A3B4, fare indietreggiare l'alfiere di case nere per poi provare a cambiare un po' di pezzi, togliere dei pezzi dalla scacchiera. Perché il bianco magari vuole giocare in questo modo? Perché in teoria, almeno sulla carta, il bianco è il giocatore che è svantaggiato sia per elo, per esperienza, ma anche per categoria. Il bianco è un maestro FIDE, il nero è un forte maestro internazionale, e allora forse cerca delle semplificazioni semplicemente per provare a portare a casa un risultato positivo, quale il pareggio, o comunque avere una posizione più facile da gestire contro un giocatore più quotato. La partita non è andata così. Vi dicevo, Alberto Barbu, giocatore creativo, molto tagliente, e allora gioca a Donna E7, quindi si accetta il duello nella creazione del pedone isolato. Cavallo C3 per il bianco, torre D8, la minaccia e la cattura, la minaccia potrebbe essere la spinta, e quindi il bianco cattura in D5 e dopo pedone per D5 si raggiunge la tipica posizione con il pedone isolato. Squilibrio strategico, perché qualcuno sostiene che il pedone sia una debolezza, perché chiaramente non è più difendibile da altri pedoni, qualcuno sostiene che questo pedone sia un pezzo forte. Come spesso accade, la verità sta nel mezzo. Diciamo che se il nero riesce a mantenere l'iniziativa, questo pedone isolato gli darà tante possibilità di attacco. Ricordiamo che il pedone isolato sostiene una casa centrale molto forte dove spesso salta un pezzo leggero. Se invece il bianco riuscirà a semplificare, a togliere dei pezzi dalla scacchiera, in particolar modo lui, l'alfiere di case nere, è il pezzo fondamentale della strategia del nero, se il bianco riuscirà a creare delle semplificazioni, allora a quel punto ci sarà poco da fare e il bianco sicuramente mossa dopo mossa otterrà sempre un piccolo vantaggio. Cavallo A4 alla ricerca dell'eliminazione dell'alfiere. Se il nero giocasse una mossa di sviluppo come alfiere 6, il bianco andrà a stare subito meglio con il cambio in C5, la donna riprende, magari attacchiamo la donna nera che si sposterà, a questo punto dopo cavallo D4 avviene il tipico blocco del pedone isolato. E l'assenza di alfiere delle case nere cosa comporta? Comporta che non ci saranno speranze di creare tattica, di creare un attacco contro il rocco avversario. Quindi ricordate che il vostro alfiere di colore opposto al pedone isolato è il vostro pezzo più forte. Dopo cavallo A4, alfiere D6, il bianco è ben contento di cambiare questo alfiere, il nero riprende, ma riprende con la torre. E anche in questo video non poteva che mancare la mossa dell'ascensore, la torre si sposta sulla sesta per dirigersi contro il re avversario. Cavallo D4 per il bianco, cavallo E4, il pedone isolato sostiene un pezzo leggero che va in avanti. Cavallo per C6, pedone per C6, scelta impegnativa, perché se quel pedone isolato era l'idea della strategia del bianco, adesso chiaramente non c'è più ed è sostenuto da un pedone in C6. Cosa vuole fare il bianco? Il bianco è disposto a riunire i pedoni C6 D5 per cercare di bloccare sulle case nere, quindi cavallo C5 è la sua idea. Ma ricordate quella famosa torre sulla sesta? Ok, si dirige contro il re avversario, in particolar modo nella casa H6. L'idea tattica è la seguente: se il bianco giocasse una mossa lenta come cavallo C5, arriverà donna H4, minaccia di matto, e dopo H3, senza pensarci troppo, alfiere per H3 sembra essere decisiva. C'è la minaccia di matto in H2, la minaccia di matto in H1, ma anche la minaccia di matto in G6, quindi questo re bianco è lì intrappolato al bordo della scacchiera. E allora il bianco fa il tentativo di cambiare il tutto via C3.
Cosa potrebbe cambiare? Perché di fatto se io giocassi Don H4 potrebbe seguire H3, però dopo alfiere per H3 sarebbe più o meno la stessa posizione. La differenza potrebbe, o meglio, sicuramente starà nel fatto che qui il bianco cerca di difendere H2 non tanto spingendo il pedone, ma facendo intervenire la donna, cosa che effettivamente si poteva anche fare un po' anche prima, però la donna in E5 non stava bene prima, non sta bene neanche adesso. Alfiere F5 la mossa giocata. Donna H4 sembra così spontanea che sarebbe stata molto utile. Prima semplificazione, l'alfiere riprende, paura, pericolo, perché adesso abbiamo 3 pezzi coordinati contro la rocca avversario. G3 per il bianco e adesso il nero gioca C5. Perché C5? C5 scaccia la donna, allontana la donna nera, la donna bianca dalla casa nera centrale, quindi la costringe ad andare indietro, e dopo che la donna va indietro, per i più curiosi vi invito a mettere in pausa il video, ma cercare prima la combinazione vincente per il bianco, scusate, per il nero. Non so se avete messo in pausa il video, ma il nero qui vince con questa spettacolare donna H4. Sacrificio di donna che minaccia donna per H2. Ok, se il bianco catturasse, torre G6 decisiva. Il re resta intrappolato dalla potenza e dall'azione di quest'alfiere. Ok, non è ancora matto, ci sarà alfiere G4, ma dopo torre per si ripropone il tema di matto. Dopo donna H4 il bianco ha deciso di arrendersi. Partita molto bella, notevole, ma anche miniatura, sono meno di 20 mosse da parte del giovane maestro internazionale italiano Alberto Barp. Rivediamola. Quindi partita di Londra, sistema di Londra per il bianco, e di 4 cavallo F6, cavallo F3, D5, alfiere F4 e dunque C5 per il nero. Aggrediamo subito il centro. La scelta del bianco, dicevo prima, non mi piace per niente perché chi gioca queste posizioni cerca di portare il gioco sul lato di re e giocare al centro in modo solido, quindi questa cattura ritengo sia molto impegnativa. E6 l'idea è recuperare il pedone in meno, e3 alfiere per C5, alfiere 2 e a questo punto lo sviluppo del nero è il seguente. Dopodiché il bianco decide di svelare le sue carte C4 per creare delle semplificazioni, creare un pedone isolato all'avversario, ma dopo donna E7, cavallo C3 e quindi torre D8. Torre D8 furba perché si vuole catturare in C4, si vuole spingere o comunque si vuole mantenere questa tensione centrale in cui la torre sarà protagonista nei confronti della donna avversaria. Pedone per D5 ripresa e a questo punto dopo cavallo A4 la strategia del bianco è dare la caccia a questo fortissimo alfiere di case scure. Alfiere D6 catturo, dopodiché il pedone isolato sostiene il pezzo leggero che viene avanti e a questo punto l'idea è chiara. L'idea è quella di posizionare la propria torre nelle colonne di fronte al re avversario. Cavallo per C6 non mi è piaciuta, però diciamo che cavallo C6 la considero l'imprecisione che poi porterà il bianco alla sconfitta. Torre H6, minaccia di coordinazione e di matto sul punto H2, cavallo C3, alfiere F5. A questo punto, dopo la semplificazione, ci sono 3 pezzi che si coordinano tra loro contro la rocca avversario e G3 effettivamente non difende. C5, scacciamo la donna e donna H4, il bianco decide di arrendersi. Partita spettacolare da parte di Alberto Barp, molto bella, mi è piaciuta tantissimo, spero che sia riuscito a trasmettervi qualche nozione tattica e didattica. L'appuntamento come sempre al prossimo video, seguite i canali social di Matto Scacco e a presto! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!